La Deledda fu una scrittrice prolifica, scrisse tantissimo, 20 raccolte di novelle, un corpus di più di 400 testi, quando altri scrittori, che pure ebbero molto più successo di lei anche nelle storie letterarie, penso al Verga, scrissero molto meno. E non solo, lei scrisse più di 30 romanzi, che furono poi, i testi che le diedero il successo. Una straordinaria produzione letteraria che ebbe un largo successo di pubblico, un larghissimo successo di pubblico. Si pensi che appunto romanzi come l'Elias Portolu, come Cenere, come Cani al vento, come Ledera, se pensiamo all'Italia, dopo 10 giorni furono vendute quasi 10.000 copie. E questo romanzo, Ledera, è importante perché lei non lo dà agli italiani, lei lo dà ai tedeschi. Lei lo traduce, lo fa tradurre in tedesco e lo dà alla Deutsche Rundschau di Berlino. E che è una delle ragioni per le quali anche le bibliografie sbagliano la datazione. Molte bibliografie di importanti opere raccolte delle Diane, anche della Mondadori, riportano, sbagliando, il 1906 come data, ed è un grave errore, trattandosi di un premio Nobel, trattandosi del romanzo, di un importante romanzo di un premio Nobel. In realtà lei lo pubblica per la prima volta nel 1907 a Berlino e di lì a poco, qualche mese dopo, lo dà ai francesi, quindi a Parigi e poi a Buenos Aires, tradotto La Hiedra, tradotto in spagnolo, sempre nel 1907. Solo nel 1908 lei decide di dare il romanzo di argomento sardo agli italiani, a Maggiorino Ferraris della Nuova Antologia, dopo che aveva consegnato il suo romanzo all'Europa. Lei sceglie un romanzo di argomento sardo per il pubblico europeo. E L'ombra del passato del 1907 di argomento italiano ambientato in Padania, come si suol dire oggi, lo dà agli italiani. Cioè anche questa scelta è una scelta che dice molto di come lei, anche nel mondo dell'editoria, nel mondo della cultura non solo italiana ma europea, già nel 1907 avesse già rivestisse un ruolo importantissimo.